Le presidenziali in Austria si preannunciano come una frattura tra il cosmopolitismo di Vienna e l'anima alpina del paese. Per un calcolo diplomatico, il governo ucraino sta tergiversando nella restituzione dei quadri rubati dal castello di Verona. In Repubblica Ceca i tassi di interesse quasi nulli sui mutui fanno correre il mercato delle case. Con i suoi libri, Lada Žigo, romanziera croata, dà voce all'umanità travolta dalla storia. Al Festival del Cinema Euro-Mediterraneo di Trani, i produttori si uniscono per raccontare un drammatico cambiamento. Chiunque sarà, il nuovo Presidente della Repubblica avrà fatto un bel po' di anticamera prima di entrare alla Hofburg, il palazzo imperiale. Domenica gli austriaci sono infatti chiamati per la seconda volta in 6 mesi a eleggere la più alta carica dello Stato. Nel maggio scorso il verde Alexander Van der Bellen vince di un soffio il ballottaggio. Il rivale Norbert Hofer dei nazional-liberali presenta ricorso per irregolarità nello spoglio dei voti per corrispondenza. La Corte Costituzionale gli dà ragione, ballottaggio da ripetere in tutta l'Austria. Die Stichwahl muss in ganz Österreich zur Gänze wiederholt werden. Quartiere di Simmering, l'unico a Vienna che ha votato in maggioranza il candidato della destra nazionalista. Paura dell'immigrazione, delusione per come viene guidata l'Europa sono sentimenti diffusi. Non mi va chi viene qui ma poi non è disposto ad integrarsi. Credo che la nostra economia e l'Austria debbano essere autonome e poter pensare in modo autonomo. Chi dirige l'Europa è troppo debole, non ci si mette d'accordo su nulla, non ci sono strategie né progetti, non si conclude nulla. Cambio scena, quartiere di Neubau, quello della Vienna alternativa. Ci vivono studenti, professionisti, giovani coppie, in grande maggioranza elettori del verde Van der Bellen. L'Europa è in crisi, ma solo unita ce la può fare. Credo che in generale l'Europa non dovrebbe basarsi solo sull'economia, ma anche sulla solidarietà. Io sono consulente aziendale, tutte le aziende che conosco lavorano o hanno sede all'estero. Rinunciare all'Europa è assurdo, basta vedere il Regno Unito. Neubau e Simmering, 2 quartieri della stessa città, 2 culture, dice il giornalista Franz Köstler. C'è quella cultura urbana che è molto più nella tradizione dell'Austria multiculturale, cosmopolita, anche moderna del fine secolo, e invece l'altra è più la tradizione rurale, che c'è sempre stata anche in Austria, ma non ha mai avuto questo peso nella storia. La riscossa dell'Austria rurale parte da paesi come Steinhaus in Austria superiore. Hofer raccoglie qui il 62% dei voti. Un posto più che tranquillo, 2000 abitanti e tutti al lavoro, a scuola o a casa. Immigrati pochissimi, ma la gente ha paura, dice il sindaco del Partito Nazional Liberale, in sella da 13 anni. Potremmo davvero essere sommersi se questo flusso di migranti non si interrompe o non viene fermato. Quanto all'Europa, meno ce n'è, meglio è. Sulla spinta della Brexit, i liberal nazionali chiedono un referendum. Penso che non abbiamo bisogno di questa furia regolatrice dell'Unione Europea. I cittadini devono poter decidere in autonomia, far valere le proprie ragioni. Non tutto deve essere prescritto da Bruxelles. Molti professionisti, molte imprese austriache hanno tratto profitto dall'apertura all'Europa e dall'allargamento dell'Europa, ma questa è solo una faccia della medaglia. C'è un po' la campagna che è rimasta indietro, che non ha approfittato, non si vede questo effetto europeo, è rimasto un po' isolato, un po' ai margini e si sente emarginato, e da questo sentimento di essere abbandonati, di essere dimenticati, viene questo risentimento che si esprime nei voti per Hofer. Città e provincia. L'Austria è un paese diviso e nessuno osa prevedere chi raccoglierà più voti. C'è un divario tra questo ceto e il ceto che si sente minacciato dalla globalizzazione, dall'apertura, e bisogna colmare questo divario, se no andrà a finire male. Sono 6.400.000 gli elettori chiamati alle urne domenica. Decideranno del futuro del loro paese e in buona parte anche della costruzione europea.
l'hanno definito il colpo del secolo e tale lo è stato senza dubbio per il Museo di Castelvecchio di Verona, che nell'antica residenza degli Scaligeri sull'Adige ospita una ricca collezione d'arte. È il 19 novembre del 2015, venerdì, orario di chiusura, quando un comando di 3 persone, a volto coperto e armate, entra in azione, lega e imbavaglia la cassiera e una guardia giurata che ancora non aveva inserito l'allarme. Per i malviventi è un gioco da ragazzi staccare 17 dipinti dalle sale, tra questi Rubens, Tintoretto, Mantegna, Pisanello, valore stimato 20 milioni di euro. Scatta la caccia all'uomo e al dipinto. È il 15 marzo quando, coordinati dalla Procura di Verona, nuclei speciali di polizia e carabinieri arrestano 12 persone, una banda italo-moldava. Tra questi anche la guardia giurata in museo quella sera, il fratello, la compagna di costui e altri che avrebbero avuto diversi ruoli in quello che appare chiaramente come un furto su commissione. Qualche confidenza, molte indagini e il 6 maggio le tele vengono ritrovate in Ucraina, nascoste tra cespugli dentro sacchi di plastica. Ad analizzarne lo stato di conservazione anche l'allora direttrice del museo, Paola Marini. Le opere sono state ritrovate grazie a uno straordinario lavoro di intelligence in tempi relativamente rapidi e in condizioni non troppo gravi. Coi responsabili, anche se forse non tutti in carcere e la refurtiva ritrovata, il caso sembra chiuso. E invece no, perché il giallo comincia proprio qui. Il presidente ucraino Petro Poroshenko, al quale Verona conferisce la cittadinanza onoraria, chiede di poter trattenere i dipinti per una mostra nella capitale. Partiranno subito dopo, viene detto. L'esposizione finisce a giugno, a novembre dei quadri ancora nessuna traccia in città. Inutili le richieste della Procura Scaligera, a maggio con una rogatoria internazionale, a settembre attraverso Eurojust, spiega il PM che ha seguito il caso, Gennaro Ottaviano. A settembre di quest'anno io ho sostanzialmente l'ufficio di procura ha richiesto nuovamente collaborazione, come sempre c'è stata da parte di Eurojust, proprio per sollecitare nuovamente le autorità giudiziarie ucraine. La vicenda però appunto a livello giudiziario in realtà non ha trovato più sbocco, perché c'è stato detto in maniera molto chiara che ormai la questione era di altra natura, di natura politica, quindi le vie giudiziarie erano ormai chiuse. Già, politica e diplomazia al lavoro. A confermarlo lo stesso premier Matteo Renzi, che rassicura la città sempre più inquieta sul destino dei suoi quadri. Sembra il presidente Poroshenko li voglia portare personalmente a Verona con una cerimonia, forse in corrispondenza dell'anniversario del furto. I giorni passano, la data però ancora non viene fissata. Il caso diventa un intrigo internazionale. La soluzione, dice il sindaco di Verona Flavio Tosi, non passa certo dal comune. È affidata alla diplomazia e ai buoni uffici, quindi mantenere buoni rapporti con il paese ucraino è nell'interesse dell'Italia in generale, e anche rispetto a questa vicenda in particolare, perché c'è chi, per vicende assolutamente identiche, ha aspettato anni che i quadri tornassero. Intanto in tribunale si celebra il processo ai responsabili, la sentenza è attesa all'inizio di dicembre. Verona non si spiega perché tanta attesa per riavere il proprio patrimonio, si raccolgono firme, si lanciano appelli. Un noto avvocato cittadino, Guariente Guarienti, si spinge oltre, denuncia addirittura il presidente Poroshenko per appropriazione indebita. Fino adesso ci sono state solo promesse, visite di parlamentari, visite di presidenti, visite di sindaci, e ogni volta Poroshenko diceva sì, da un momento all'altro ve li restituisco. L'ultima promessa l'ha fatta dicendo il 19 novembre verranno restituiti. Oggi è il 21, sono passati 2 giorni e io sono partito. La Repubblica Ceca, soprattutto la capitale Praga, sembra essere la nuova mecca del mercato immobiliare europeo. Un fenomeno prodotto da un'economia solida. In Boemia e Moravia nel primo semestre di quest'anno c'è stato un aumento del prodotto interno lordo del 2,5%. La disoccupazione è ai minimi termini, al 4%. Una situazione che induce le famiglie a comprare casa. A favorire questa decisione sono anche i tassi di interesse vicini allo zero e il fatto che le banche ceche concedono senza difficoltà mutui rateizzati anche fino a 30 anni. Adela Filova, studentessa, per pagare le rate del mutuo affitta l'appartamento ai turisti. Je to samozřejmě dobrý příjem, to vám nebudu lhát. Non voglio mentire, affittando l'appartamento ai turisti guadagno bene, lo faccio per guadagnare e perché mi piace incontrare gente nuova.
Gli interessi estremamente bassi e alcuni provvedimenti di politica urbanistica hanno rilanciato l'edilizia e favorito un recupero architettonico dei quartieri di Praga. I prezzi degli appartamenti nell'ultimo triennio sono saliti mediamente del 15% all'anno e gli economisti parlano già di una bolla immobiliare. Osserviamo una decisa crescita del credito ipotecario, accompagnata da un aumento significativo dei prezzi degli appartamenti. È una spirale. Le famiglie devono fare prestiti ipotecari, mutui sempre più onerosi per appartamenti che sono sempre più cari. Molte famiglie accendono mutui che costano anche più di un terzo del loro reddito mensile, il che è abbastanza sorprendente in una situazione in cui i tassi sono molto bassi. La Banca Centrale Ceca stima che a Praga i prezzi degli immobili sono sopravvalutati addirittura del 510%. Per evitare che la bolla immobiliare scoppi, come è successo negli Stati Uniti, la Banca Centrale ha chiesto alle banche di non offrire prestiti che coprono il 100% dei valori delle proprietà. Da aprile i mutui potranno coprire solo il 90% del valore dell'immobile. L'aumento spaventoso dei prezzi non scoraggia però le famiglie che continuano a cercare casa. Grazie agli interessi molto bassi abbiamo ottenuto un prestito più grande di quanto mi sarei normalmente potuto permettere. Abbiamo concordato un mutuo trentennale con la possibilità del rimborso anticipato, sperando di poterlo estinguere prima della scadenza. La bolla immobiliare spaventa invece i consulenti finanziari. Il problema che la Banca Nazionale sta tentando di risolvere si è creato perché le persone, invogliate dai tassi molto convenienti, stanno comprando in modo massiccio, quindi i prezzi salgono, gonfiando in modo irreale e malsano il valore degli immobili. I mediatori immobiliari confermano che l'offerta non riesce a soddisfare la domanda. Ogni offerta viene venduta in pochi istanti, soprattutto i nuovi progetti, e in questo momento mancano immobili da vendere. L'anno prossimo ci saranno ancora meno case in vendita con ancora più acquirenti, il che significa che i prezzi continueranno a salire. A Praga, nei primi 6 mesi di quest'anno, il prezzo degli appartamenti di nuova costruzione è aumentato del 19%. Un metro quadro vale in media 66.000 corone ceche, circa 2.577 euro. A Lubiana si è concluso il Salone del Libro nel segno quest'anno dell'Italia. Numerosi gli eventi dedicati ad ogni tipo di produzione letteraria. Il pubblico sloveno ha avuto modo di conoscere autori, giornalisti e editori come Elisabetta Sgarbi, Susanna Tamaro, Cristina Batocletti, Paolo Rumiz, Andrea Tornielli, Antonio Scurati, Franco Berardi ed altri. Non è la Zagabria delle cartoline, quella raccontata da Lada Žigo, una delle autrici più interessanti della scena letteraria croata. Giornalista per il suo romanzo Roulette, di cui da poco è uscita anche la traduzione italiana, è stata premiata dalla Commissione europea. Lada Žigo, nell'ambiente culturale croato, rema controcorrente, difficile da classificare con le categorie della destra e della sinistra, è spietata nella denuncia delle ingiustizie sociali, ma anche del conformismo delle classi dominanti. Roulette è un romanzo intimamente crudele, un ritratto spietato della periferia urbana e umana di Zagabria. To je zapravo i socijalni roman i roman o ljudskoj egzistenciji. Roulette è un romanzo sociale e sull'esistenza. L'ispirazione l'ho avuta passeggiando in una periferia di Zagabria, dove ad ogni passo splendevano le insegne di qualche casinò o sala scommesse. Ho captato il contrasto tra il silenzio della notte e il chiasso delle slot machine, delle sale illuminate di false illusioni. Il personaggio principale del mio romanzo è un veterano di guerra a cui la società capitalista in cui viviamo ha cancellato tutte le speranze per cui aveva combattuto. È un disadattato che decide di trasformare la roulette in un gioco disperato. Se esce un determinato numero ucciderà un banchiere, un altro numero per un profittatore di guerra. Se esce un altro, ammazzerà l'ufficiale che gli ha ordinato di uccidere i civili, ma che poi ha fondato la prima società serba e croata di scommesse. Infine, se uscirà lo zero, si suiciderà.
Con la roulette tenta di materializzare degli obiettivi che nella nostra società capitalistica però oramai nessuno può trovare. Nella nostra realtà non sappiamo chi sono i proprietari delle banche, delle fabbriche, del mondo. Il romanzo è organizzato per numeri della nostra quotidianità di cui abbiamo paura. Un licenziamento, un fallimento, la disoccupazione, la povertà. I protagonisti dei racconti di Ladagigo sono gli sconfitti, i perdenti, i disadattati, gli ex soldati della guerra degli anni 90, persone che la politica, sia a destra sia a sinistra, ha dimenticato. Ma i veterani oggi in Croazia come vivono? Jako teška. Moj suprug je ratni veteran. Male. Sono delusi, sconcertati, impauriti, abbandonati dalle istituzioni. Mio marito è un ex soldato, ha fatto 4 anni di guerra. In lui vedo la delusione per il fallimento degli ideali democratici per cui aveva combattuto. Di questo però non si discute. Della guerra e dei suoi orrori parlano persone che non sono mai state al fronte, persone che con le loro conoscenze e protezioni l'hanno evitata. I veterani sono arrabbiati, frustrati, quando sentono qualcuno, magari qualche imboscato, ergersi al loro portavoce. Le vittime della guerra sono condannate al silenzio, non riescono a verbalizzare il trauma e non riescono a parlare delle tragedie che hanno subito. È come se subissero la violenza 2 volte. A tradurre Roulette è stata Elisa Copetti. Roulette, il romanzo della nostra autrice Ladagigo, si posiziona all'interno di quella che è la società croata zagabrese contemporanea, ne sviscera le difficoltà, le debolezze più rilevanti. Roulette in italiano è uscito per i tipi della Mimesis. Il cinema d'oltre Adriatico è mosso da nuovi fermenti, continua ad integrare, a contaminare anche nei momenti più difficili, quando tutto o molto sembra arrendersi alle crisi, compresa quella di creatività. Tuttavia produttori, registi, sceneggiatori non si fermano, elaborano idee e progetti perché un'opera veda la luce, proprio come accade per 3 giorni da 7 anni all'Euro-Mediterranean Co-Production Forum, organizzato dalla Puglia Film Commission quest'anno a Trani. Oltre 100 ospiti tra cineasti italiani e stranieri e le più significative presenze di Croazia, Grecia, Albania, Tunisia, Cipro e Turchia. Oci Orman è un produttore turco, nel suo cassetto c'è la storia di un cieco che riacquista la vista ma continuerà a dividersi tra il mondo che vede e quello che tocca. In Turchia, ci dice, il cinema oggi si sta ispirando sempre più ai maestri europei, che è quello di impronta mediterranea. Dünya sinemasında artık bir yeri olan bir sinema haline geliyor. Il cinema in Turchia sta conoscendo un nuovo sviluppo. Ci sono molti film in produzione, nonostante c'è la situazione politica che tutti sappiamo. İran'da böyle oldu. Come in Iran, dove il cinema ha contribuito notevolmente a denunciare la situazione, i problemi. È però un processo che ha bisogno di tempo ed è molto dispendioso. Ama çok meşakkatli, çok zor bir süreç oluyor. Situazione politica, crisi, immigrazione, temi che gli intellettuali del sud del mondo sentono profondamente. Il cinema in Tunisia è un cinema d'autore. Nel mio caso, in questo mio lavoro, in questo mio film, ci sarà per la prima volta una coproduzione italo-tunisina per portare avanti e far capire che insieme possiamo fare un bel cinema e siamo uniti, siamo gli stessi. Quelli scorsi sono stati i giorni della 27esima edizione del Carthage Film Festival a Tunisi. Aleppo Flower di Rida Bey, film su un adolescente che sposa la causa jihadista, potrebbe essere in corsa nel prossimo Grammy Award. Il regista e produttore tunisino Adel Bakri punta invece sulla storia di Aisha, tornata tra la sua gente dopo lunghi anni da migrante. Ti ho portato la spesa. Che dici se raddoppiamo le scorte per la settimana prossima? Al Forum del Cinema Euro-Mediterraneo il punto di arrivo è la coproduzione. La regione mette in campo i fondi europei per la cultura e in Puglia verrà girato parte del film, come è avvenuto per Bota Café di Iris Alesi e Thomas Logoreci, una coproduzione Italia-Albania, e per Banat di Adriano Valerio, coprodotto da Italia, Romania e Macedonia.
Mi devi insegnare come si accende il boiler della doccia. Il soggetto della producer Anastasia Mikopoulou immagina una città invasa da extraterrestri. Tutti si daranno una mano per affrontare un nemico sconosciuto, proprio come sta succedendo oggi nella sua Grecia. Delle strane creature che arrivano da un posto ignoto occupano una città sul mare. Ogni uomo, ogni donna, ogni anziano si coalizzeranno per vincere la battaglia contro di loro. È un'allegoria di quello che sta succedendo in Grecia, della situazione politica e dei problemi che la Grecia sta affrontando. Il regista si ispira alla solidarietà, all'amore, alla fratellanza, condizioni indispensabili per unire il popolo e uscire dalla crisi. Hope for better days to come.